squadra di Draghi, chi vedreste come ministri? Basta che non ci siano quelli di prima. Tecnici per i prossimi 15 anni. E lei, signora? Sono d'accordo. Dalla sanità alle regioni all'ambiente, spero molto in persone, diciamo, di cui ci posso fidare. Si fa il nome di Giuseppe Conte come No, per commissario. carità di Dio. Ancora. No. Non ci libereremo più di Conte, non ho capito, l'abbiamo sposato per sempre. No, io vorrei ci fosse un governo guidato dalla destra. Ci vorrebbe un cambiamento, magari optare anche un po' più sulla destra, visto che non ha funzionato il governo precedente. Gentiloni credo che sia in Europa, sta bene, non credo che lasci quell'incarico. Conte, da Presidente del Consiglio a fare il Ministro, non credo. Chiamerei la Capua al posto di Speranza come virologa Al Ministero della Sanità. al Ministero della Sanità. Poi Più confermato Boccia, sembra, si ipotizza nel voto ministri. lo terrei e Cottarelli sicuramente. Si parla di Giuseppe Conte come commissario europeo al posto di Gentiloni, che andrebbe all'economia. No, a me io preferirei Gentiloni. Beh, Bonafede penso che sì, che abbia fatto abbastanza danni, non è neanche. Io vorrei una persona molto competente. Si potrebbe prendere qualcuno dei nostri avvocati che sono stati, tipo l'avvocato Naordio, il giudice Naordio, sarebbe una cosa migliore. Cottarelli potrebbe essere un nuovo Ministero dei Poveri o anche del Tesoro, no? Perché le finanze c'è Gualtieri. Sì, potrebbe andare con Cottarelli, sì. È un tecnico. Bonafede se ne va però. Come? Bonafede se ne va. Resta vacante il posto Certo al che Ministero della la crisi è nata anche per far fuori Bonafede, quindi il progetto era quello.